È la manifestazione del Nord-Est che coniuga insieme con i grandi prodotti la possibilità di toccare con mano ed assaggiare il mondo della cucina in abbinamento ai migliori vini del territorio, tra i quali molti del Trevigiano. Abbiamo 130 eventi, 150 manifestazioni che poi porteranno da premi che riguardano i cuochi under 30 fino a una serie di star cooking per cuochi che hanno 2 stelle Michelin. Quarta edizione di Cucinare, bagno di folla in fiera a Pordenone all'apertura del Salone dell'Enogastronomia. Modestamente siamo stati la prima fiera italiana a firmare con l'Iran, abbiamo portato il contract e adesso portiamo l'agroalimentare in Russia. Oggi la firma siglata con la fiera di San Pietroburgo mi permette un unicum perché siamo la prima fiera italiana a firmare con questa importantissima fiera europea. Fino a martedì 16 febbraio, con i produttori e i ristoratori italiani, tanti gli chef stellati con le ricette e le raffinatezze della più alta tradizione nazionale e locale esportate in tutto il mondo. Non soltanto cuochi, ma veri e propri imprenditori del settore. In questi anni io mi sono dedicato sempre a fare dolci che abbiano la possibilità di accontentare tutti. Qua dico una cosa, la pasticceria come la intendo io, salutistica, è una pasticceria per tutti, non è il contrario, è la pasticceria tradizionale che non è per tutti, perché se tu fai un dolce senza uova e senza latte lo mangiano tutti, sia chi non può mangiare l'uovo e chi non può mangiare il latte, ma anche chi non ha quel problema, perché l'obiettivo è sempre di fare una pasticceria comunque buona.